Ha iniziato dalla provincia di Treviso il suo viaggio in Italia da Premier, visitando una scuola ed incontrando i sindaci e gli imprenditori del territorio. Era il 26 febbraio e quella trevigiana è stata la prima uscita ufficiale di Matteo Renzi da Presidente del Consiglio. Qualche settimana dopo Renzi è tornato in Veneto al Vinitaly, sottolineando come questa regione sia una colonna portante dell'Italia. Su questo tema il Premier ora torna in un'intervista al direttore di Antena 3, Domenico Basso. E io voglio continuare a confrontarmi con gli imprenditori del Veneto, specie i piccoli, ma non solo i piccoli, perché il Veneto è una delle locomotive dell'Italia. Colonna portante l'ha definita lei. È così, è un dato di fatto. Ma non è soltanto colonna portante per i numeri economici, ma per lo spirito, per la voglia di partire, per l'impegno. E così Renzi conferma la volontà di tornare in Veneto per ascoltare le richieste dal mondo delle imprese e lo farà partecipando alle prossime assemblee degli industriali. Alle assemblee industriali in Veneto vengo. Quindi anche quella di Treviso? Treviso, Verona e Vicenza mi hanno invitato, io sto facendo di tutto per smontare l'agenda e per venire, perché voglio venire a parlare, sì, ma a ascoltare. Lì c'è un mondo imprenditoriale forte, tosto, solido, mi interessa, mi sta a cuore. E così Renzi risponde alle richieste che gli sono arrivate dal mondo produttivo veneto. Mi è stato detto agli imprenditori, abbassa un po' l'IRAP, meno 10% di IRAP. Meno 10% per chi crea quindi di fatto posti di lavoro sostanzialmente, o comunque è un piccolo intervento ma è molto importante. Mi è stato detto cambia le regole del lavoro, se oggi Electrolux anche in Veneto mantiene la presenza è grazie al lavoro di tutte le istituzioni. Ed una risposta anche agli artigiani che più volte hanno sottolineato la necessità di una riduzione delle tasse. Ogni centesimo che viene risparmiato dallo Stato deve andare totalmente alla riduzione delle tasse. Gli 80 euro sono queste, la riduzione delle tasse a chi guadagna meno di 1.500 euro. Sono soltanto i dipendenti per adesso, per le partite IVA e i pensionati dovremo aspettare il prossimo anno, però è un primo segno di riduzione delle tasse.